Grazie per la presentazione, grazie per avermi invitato a questa giornata, a questo convegno sulla psicologia giuridica e la giustizia. E mi è stato affidato un titolo enorme perché lo psicologo forense all'interno della giustizia minorile, insomma, sappiamo bene, no? Quante cose ci sono, no, da poter dire. Quindi io ho cercato di rendere il mio intervento il più armonico possibile con il denso programma degli interventi che si sono succeduti oggi e che continueranno anche dopo il mio. Forse con quello successivo della dottoressa Cerato abbiamo avuto modo anche di confrontarci e vedremo magari di fare qualcosa in tandem di creativo, non lo so, vediamo come viene fuori, ecco. E ovviamente questo intervento, questa mia relazione avrà una funzione di dare degli stimoli che poi ciascuno di voi potrà approfondire in base all'interesse e alla motivazione personale. Vi parlerò quindi brevemente di quello che è la tipologia del lavoro, degli interventi e anche delle attività che lo psicologo può diciamo così, fare all'interno della giustizia minorile penale in particolar modo. Cosa intendo quindi con ruoli e funzioni dello psicologo nell'ambito della giustizia minorile penale? Ho focalizzato nei casi appunto di quelli che possono essere l'ascolto del minore nell'ambito penale, ecco. Che ha ovviamente delle finalità ben precise a seconda della modalità dell'ascolto, perché come mi sentite? Abbastanza? Sì. Okay. Perché la questione dell'ascolto del minore nell'ambito penale ha determinate caratteristiche che adesso andremo a vedere. Prima di iniziare però volevo dare anche un omaggio a uno dei maggiori esponenti studiosi della psicologia giuridica, che è stato, vediamo se giusto? No, questo. Eccolo qua. Sì. De Leo, che ci ha lasciato in eredità tante cose, tra queste anche il monito rispetto alla importanza che lo psicologo forense, che poi uno psicologo forense diciamo, è uno psicologo che applica la propria conoscenza, ovviamente competenza della disciplina psicologica nel campo della giustizia. E quindi deve avere una solida competenza nella propria materia, questo è indiscutibile, ma è importante che abbia un corredo di formazione specialistica proprio nell'ambito della psicologia giuridica, che faccia in modo da rendere appunto il suo intervento nei vari ruoli, nelle varie funzioni appunto della giustizia un valore e non sia come diceva lui, un delirare delle verità prive di senso, proprio perché se non viene contestualizzato secondo quelli che sono i costrutti anche delle normative e delle procedure, possiamo rischiare di creare delle difficoltà. Magari dopo la dottoressa Cerato magari avrà modo anche lei di dirci quanto sia importante anche per un magistrato collaborare con uno psicologo, sì, ma che abbia capacità di conoscere quelle che sono le procedure e le modalità di lavoro anche dell'organo giudicante. Quindi questo è un po' anche un invito a che i colleghi appunto che si cimentano o che sono interessati a questo ambito di
prepararsi, ecco, in maniera molto attenta, sapendo anche che l'intervento dello psicologo nell'ambito della psicologia giuridica è grandissimo, non c'è solamente quello penale appunto, e poi anche all'interno di quello penale ha tutta una serie di aree, sottoaree, che prevedono e richiedono specifiche conoscenze di procedure, di modalità anche di raccolta delle informazioni, anche di valutazioni. E quindi poi c'è l'ambito civile, minorile, quindi anche lì significa che per ciascuno di questi ambiti dobbiamo affrontarli, saperli riconoscere, decodificarli in maniera tale che siano proficui poi, cioè in termini di che siano azioni, interventi che siano proficui anche proprio per la giustizia. Vado avanti. Sì. Allora, in questo ambito, sempre della giustizia penale dei minori, praticamente c'è una carta chiamata appunto Carta di Noto, che è una linea operativa, una linea guida importante che noi seguiamo abbastanza fedelmente, perché i periti appunto, anche gli operatori di giustizia fanno riferimento. È una carta che fa riferimento soprattutto per quanto riguarda la testimonianza e l'ascolto dei minori in ambito di ipotesi di reato, di sospetti di abuso, ed è stata aggiornata recentemente nel 2017, recependo anche quelle che sono le garanzie che convenzioni internazionali ratificate anche in Italia sono state recepite, quindi ecco la garanzia che il minore, che sia vittima o testimone di un reato o anch'esso autore di reato, fin dall'inizio, fino dal primo momento del contatto col sistema giudiziario, gli deve essere assicurato e garantito tutta una serie di salvaguardie, proprio perché sappiamo che ci può anche essere il rischio di un incontro non piacevole, quindi ecco, è importante che non ci siano i fenomeni cosiddetti della vittimizzazione secondaria proprio sul minore. E dall'altro lato, naturalmente, devono salvaguardare quello che sono anche le garanzie del giusto processo, quindi il diritto alla difesa, e anche da parte di chi è stato in qualche modo incolpato o è stato sottoposto a indagine. Ecco. Detto questo, la differenza sostanziale tra l'ambito civile e l'ambito penale è proprio che l'ambito penale ha dei sistemi, delle modalità di raccolta e di intervento molto ben definite da quello che è sia il codice di procedura penale e, come abbiamo visto, dalla Carta di Noto, che per quanto riguarda la raccolta dell'ascolto, diciamo, del minore, prevede tutta una serie di indicazioni che poi insomma vi darò qualche assaggio. Adesso volevo concentrarmi sul fatto che a noi, cioè in questo momento a me interessa dire a voi quali sono le modalità di ascolto del minore in ambito penale fin dall'inizio che è la segnalazione, no? La segnalazione che arriva solitamente, mi corregga la dottoressa Cerato se sbaglio, a un pubblico ministero solitamente, una segnalazione che può giungere un po' da chiunque, ma spesso può arrivare o da un servizio sociale, da un insegnante di una scuola, dai familiari stessi o da un vicino anche di casa di un minore che magari può essere in una situazione di rischio in senso allargato.
Tra l'altro, apro una parentesi su questo, che a volte può capitare anche allo psicologo nella sua attività professionale di psicologo psicoterapeuta, in particolar modo, di avere a che fare magari una sua paziente che è anche una madre, può riportare durante le sedute una problematica di questo tipo, può riportare che ha un figlio, che ha magari un compagno o un marito che insomma ha qualche dubbio sul come appunto interagisce con il minore, e da lì può nascere anche l'interrogativo per il professionista psicologo, in quel caso lì, che non ha la veste dello psicologo giuridico, di porsi nella condizione di dire: ma io come posso intervenire rispetto a un minore che mi viene riferito, anche se è un contesto di terapia, che sta subendo delle violenze, delle molestie, come meglio agire. Infatti ci siamo confrontati un po' con la dottoressa Cerato a riguardo cosa potrebbe anche lo psicologo, perché io con la dottoressa Cerato ho detto: ma capita spesso, no? Che nello studio dello psicologo ci siano, ovviamente è un incontro, no, coperto dal segreto professionale, quindi le persone raccontano tutto, no? E questo è giusto che sia così. A volte però possono raccontare cose anche con un secondo fine. Quindi il rischio che la mamma surroghi, diciamo così, no, la sua funzione di allertare chi di dovere e mandi avanti un professionista che fatalmente è anche uno psicologo, uno psicoterapeuta, che ha anche un'autorevolezza, no? Perché in qualche modo è quasi certificatoria se lo fa lo psicologo. Ecco, in quel caso lì come è meglio procedere? In ogni caso io dico sempre ai colleghi che è importante ovviamente parlarne con il proprio paziente di questa cosa, capire fino a dove si spinge questa se è reale o meno questa preoccupazione, e aiutare anche la persona a prendere consapevolezza che può agire in prima persona, può andare lei, dare, non so, il comando dei carabinieri o della questura a segnalare questa situazione, perché proprio per evitare che lo psicologo sia in qualche modo utilizzato come uno strumento per raggiungere un fine che ovviamente non si può ben sapere, ecco. Ma senza nulla togliere il fatto che se effettivamente c'è questa problematica deve essere insomma caldeggiata con la persona. Però ovviamente magari se la dottoressa Cerato vuole darci un confronto su questa cosa qua, perché molti colleghi a me stessi mi hanno chiesto spesso come mi comporto. Io dico sempre questa cosa qua, no? Prima di sincerarsene per bene e di aiutare, in questo caso il paziente nonché genitore, di portare avanti lui stesso una segnalazione o di chiedere aiuto a un servizio sociale. E schiaccia il pulsante di me. Sì, è una situazione molto delicata perché, come si è detto, farla veicolare. No. Ah, ok. Sì, è stato bene detto che se, detto bene, che se si chiede allo psicologo di veicolare a un'autorità il sospetto di un abuso o di un maltrattamento, indubbiamente ci si vale come di un tramite qualificato, quindi sarebbe sempre preferibile che fosse il diretto interessato, il genitore, il nonno, la sorella, il fratello, insomma, che si facesse carico di segnalare all'autorità competente il sospetto di una situazione di pregiudizio per il minore,
Forse lo psicologo potrebbe anche far presente che, avendone quasi consapevolezza e non attivandosi, l'interessato può a sua volta incorrere in una responsabilità penale. Così il classico caso della madre che per anni tollera un abuso in famiglia, non per questo può, perché poi bisogna vedere l'esito degli accertamenti, essere esente da responsabilità. Ovviamente potrebbe essere un favoreggiamento, un concorso nel reato di violenza. Comunque è bene chiarire che sapere e non attivarsi per chi ha dei doveri di cura del minore è già fonte di una responsabilità, salve poi le valutazioni processuali. Ecco, questo è interessante perché ha aperto anche delle finestre, diciamo così. Certo, 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 certo. Bene, ecco, detto questo sulla segnalazione, ecco, da dove può arrivare, abbiamo capito che può arrivare dalla famiglia, può arrivare dalla scuola, può arrivare addirittura anche da un vicino di casa, inizia quindi l'iter, per cui il minore solitamente viene ascoltato per la prima volta dall'agente di polizia giudiziaria con la funzione demandata dal pubblico ministero, se non sbaglio, a raccogliere sommariamente, diciamo così, le informazioni sul minore. Da qui soprattutto con l'ingresso, la ratifica del documento di Lanzarote, è previsto l'affiancamento di uno psicologo assieme all'agente di polizia giudiziaria. A me è capitato sovente di fare questo tipo di attività e normalmente è una prassi abbastanza diffusa, consolidata, si viene chiamati, ovviamente sempre anche su incarico comunque del pubblico ministero, e ci si trova magari qualche giorno prima o qualche momento prima dell'ascolto del minore per concordare un po' con l'agente di polizia giudiziaria e conoscere anche un po' il caso, leggere un po' la documentazione, farsi un'idea. In quel caso lo psicologo ha una funzione più di supporto, non interviene, non fa domande direttamente, ascolta. Nelle situazioni più attrezzate c'è anche due stanze con lo specchio unidirezionale, per cui è solamente presente alla raccolta di informazioni l'agente di polizia, mentre lo psicologo sta appunto nell'altra stanza, e se ci sono momenti appunto sì, che può essere necessario, lo psicologo o anche insomma, chiede di poter diciamo, conferire con l'agente di polizia. Solitamente è soprattutto per la delicatezza, no, anche delle prime informazioni, dare già degli input nella formulazione delle domande e anche capire anche lo stato emotivo del minore, sapere magari interpretare in base no, anche sia al momento sia anche a quello che è stata appunto una raccolta, anche seppur minimale, di quelle che sono informazioni contestuali, insomma se il ragazzo o ragazzina è ancora a casa, se è stata trasferita in comunità, capire quindi insomma anche il suo vissuto, insomma relativamente anche la sua condizione proprio in cui si trova. Perché appunto stiamo parlando che possono essere situazioni in cui c'è un'ipotesi, perché si parla sempre di un'ipotesi in questa fase, di reato, di maltrattamento, di abuso, che se poi è anche intrafamiliare, il giocoforza, insomma, le pressioni, anche le situazioni anche ambientali possono essere modificate, ci può essere stato un decreto di allontanamento
della familiare che è stato incolpato in qualche modo, e quindi questo va ovviamente già da subito deve essere subito compreso e chiarito e conosciuto soprattutto, ecco. Certo. Parlando dal punto di vista giuridico, è molto importante evitare domande suggestive, che sono spontanee, vengono spontanee, ma rischiano di pregiudicare l'esito dell'audizione. Penso che anche la dottoressa... Ecco, perché a volte alcune audizioni di minori sono viziate da questa interlocuzione già orientata a ritenere avvenuto il fatto che invece dovrà essere provato. Ecco. Sì, mi aggancio perché è molto dibattuta tra gli operatori anche, no? L'idea di ridurre al minimo possibile gli ascolti, diciamo, no? del minore, perché il minore già quando arriva alla sommaria, alla prima contatto col sistema giudiziario, è stato ascoltato dai familiari, ascoltato da chi fa la segnalazione, è stato ascoltato magari anche dagli insegnanti a scuola, magari è stato insegnato, e non solo ascoltato, ma poi avere anche subito un po' di pressioni, perché naturalmente qui si tratta che qualcuno ha fatto qualcosa di brutto. E per cui tentativi anche di coinvolgerlo, di fargli pressione, sono fortissime. Non ultimo, se si tratta di un sospetto di molestie intrafamiliari, capiamo benissimo cosa sta avvenendo, si sta scatenando una guerra, un conflitto pesantissimo all'interno della famiglia di questo minore. E tutto questo capiamo bene quanto è importante intervenire il prima possibile in termini di ascolto e con la possibilità anche di ridurre il più possibile le compulsazioni di raccolta di informazioni sul minore. Non so quanto sia possibile, perché so che insomma sono delle fasi, no? Questa è una fase di raccolta delle indagini, poi la raccolta delle indagini è esplorativa per capire fino a quanto si può spingere, se verso un'apertura di un fascicolo, no? Oppure se invece viene, no, diciamo così, archiviato, ecco. Per cui gioco forza un minore, se è fortunato, viene ascoltato almeno 3-4 volte dal sistema giudiziario, quindi ascolto durante la prima parte, diciamo così, dalla polizia giudiziaria, e in un secondo momento, quando si apre il fascicolo proprio, ci sarà da parte dell'organo giudicante l'esigenza, guardando nel complesso, no, di tutto quello che saranno tutti gli elementi dell'indagine, di procedere anche con l'esame anche del minore. Però questo deve essere proceduto bene. Se lei sta zitta va bene, perfetto. Dividerò un po' il tempo in maniera diversa, visto che, perché altrimenti già dovrei interrompere. Ah, sì? No. Wow. Vi divido, allora, facciamo l'ora con i due Siamo interventi. state indisciplinate, dai. No, ma mi piace, un po' di trasgressione ci vuole, altrimenti è troppo ordinato. Non involontario, quindi proprio trasgressione. No. Adesso ho perso il filo, stavo dicendo. Questo qui. Sì, esattamente. Che quindi l'ascolto, appunto, l'apertura del fascicolo, eccetera, inizia, diciamo così, l'organo giudicante a capire se questo minore deve riascoltarlo, perché per lui è essenziale capire e procedere poi nella valutazione del caso. E per fare questo appunto c'è un ascolto particolare, nel senso che ha delle finalità molto più complesse rispetto alla fase, diciamo così, dell'indagine istruttoria. E qui l'organo giudicante chiede
l'intervento dello psicologo, perché deve capire se il minore abbia la capacità appunto di testimoniare, cioè se è idoneo a testimoniare. E questo è un lavoro molto specialistico, perché non è più assistere dietro uno specchio unidirezionale, casomai dare qualche consiglio all'agente di polizia giudiziaria, ma è un vero e proprio intervento, perché si viene nominato come perito e vi è uno specifico quesito proprio sulla capacità di rendere ovviamente la testimonianza da parte del minore. In questo caso lo psicologo deve essere estremamente preparato. Non è possibile un'improvvisazione, anche perché ci sono in letteratura delle precise indicazioni, non solo le linee guida della carta di Noto, ma ci sono anche una serie di metodologie di raccolta appunto dei ricordi e della valutazione, quindi della memoria del minore, che devono essere conosciuti e non solo, diciamo così, conosciuti in termini teorici, ma anche proprio applicati e avere una buona conoscenza in questo. La grossa difficoltà per lo psicologo è di capire che in questa richiesta che gli fa l'organo giudicante, che può essere un PM ma anche un GIP o un GUP, non so, ecco, quello che sono i giudici del penale, è quello di dire se questo minore a livello cognitivo, a livello di linguaggio, a livello di comprensione ha raggiunto un grado di maturazione tale che gli consente appunto di raccontare in maniera accurata quello che può essere anche il fatto che è accaduto e che sia credibile, non sul piano che sia credibile nel senso che deve essere capace di esprimersi senza essere condizionato da fattori motivazionali di varia natura, insomma, ecco. E ciò non deve essere chiaro che non ha la funzione di accertare il fatto, ovvero lo psicologo non deve assolutamente accertare il fatto, dire se è accaduto o non è accaduto. Questo è una cosa che a volte si fatica a capire qual è il limite nella valutazione e si può scivolare in una competenza che non è quella psicologica, che è eminentemente valutativa sul funzionamento, come ragiona, come parla, e neanche tanto insistere sulla rievocazione del fatto in sé, ma proprio per se il ragazzo o la ragazza lo esprime, certamente viene accolto, però la nostra funzione è quella di dare appunto una valutazione sul suo funzionamento. Ecco. Se ci sono degli elementi che ci fanno pensare che ci siano stati dei condizionamenti, ecco quindi la parte appunto della credibilità, vanno esplicitati, nel senso che ci possono essere appunto nel contesto di vita del ragazzo situazioni appunto particolarmente conflittuali, di pressioni familiari o extra familiari che possono anche, diciamo così, influenzarne anche la credibilità. Però per quanto riguarda la veridicità del fatto non deve essere pertinenza dello psicologo, ma lasciata appunto all'organo giudicante.